A lungo atteso l'intervento per mettere in sicurezza Piazza San Marco dall'acqua alta ora sembra aver preso l'abbrivio giusto e brucia le tappe. Già da lunedì, in anticipo di circa una settimana rispetto alle tempistiche annunciate, si insedierà il cantiere che con 400 giorni e un investimento di 6 milioni di euro dovrà completare il primo stralcio per mettere in sicurezza l'area marciana. Cafarsetti ha rilasciato tutte le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico alle ditte coinvolte nel cantiere. L'annuncio dell'assessore comunale al commercio Sebastiano Costalonga. Tutte le attività produttive e commerciali dell'area aspettavano da tempo questo intervento della messa in asciutto della piazza. Il, per far sentire la nostra vicinanza e far tranquillizzare il più possibile nell'esecuzione dei lavori i commercianti, ho iniziato a fare un passaggio proprio di persona, sono entrato nei negozi della piazza a parlare con i titolari e far vedere appunto quale sarà l'esecuzione dei lavori e tutto il processo che vedrà appunto la piazza San Marco impegnata in questi lavori per circa un anno e mezzo. L'attenzione a monitorare le varie fasi sarà costante. C'è tanta speranza e la cosa sicuramente verrà fatta in maniera molto attenta e cercando di non creare disagi il più possibile alle attività produttive già tanto diciamo, fortemente penalizzate tra il periodo dell'acqua granda e il periodo del Covid.